Buon pomeriggio, buon ascolto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Libertà, in particolar modo dello Spazio Pio del martedì pomeriggio. Sono Mimmo Magnetta, rappresentante dei Professionisti Imprenditori Uniti. Oggi vi parlo da una località bellissima in piena Ciociaria, che è il paese di Acuto, in provincia di Frosinone. Io ogni tanto mi calo in questa bellissima realtà dove ho diversi iscritti, diverse persone che spesso e volentieri mi chiamano perché appunto hanno problematiche legate al mondo sia del commercio, ma come anche della produzione agricola, e mi riferisco a quella olearia, a quella vinicola. Questo appunto è un territorio appunto che campa parecchio, oltre che di turismo, ma anche appunto di prodotti di eccellenza del territorio che poi vengono esportati in mezzo mondo. E chiaramente con questa situazione che si sta determinando a livello appunto di guerre sparse per mezzo mondo, sicuramente appunto non porta benefici, anzi dà complicazioni. Se a quello gli aggiungiamo anche il fatto che appunto abbiamo avuto anche il tempo che è stato abbastanza severo ultimamente, e mi riferisco alle abbondanti piogge che appunto in altre parti d'Italia hanno provocato disastri, tipo come Pianiscemia, come qua per dire, quando l'acqua abbonda poi si affogano le vigne, si affogano appunto le coltivazioni, e insomma non sempre è bello. Stamattina mi sono fatto un giro prima di scendere appunto qua in Ciociaria per Roma Nord, e lì ho incontrato diversi colleghi, ex colleghi ambulanti, perché anche io sono stato un ambulante, che mi hanno significato quelle che sono le difficoltà che stanno vivendo appunto a Roma, in particolar modo insomma nelle zone centrali di Roma, laddove una volta c'erano degli spazi commerciali che erano molto redditizi, e che invece a causa della giunta Raggi prima e della giunta Gualtieri dopo, questi spazi commerciali hanno subito delocalizzazioni e sono stati mandati la maggior parte allo sprofondo, e perciò, a fronte di un calo di quello che è il lavoro, perché il lavoro è in calo un po' dappertutto, non solamente a Roma, ma penso appunto anche in tutto il resto d'Italia, perché qua è sempre più difficile mettere assieme il pranzo con la cena. È sempre appunto molto difficile portare a casa la pagnotta, perché appunto la gente ha sempre meno soldi, insomma, anche perché appunto c'è sempre meno lavoro. Sì, dalle statistiche insomma figura che appunto ci siano state maggiori assunzioni, però evidentemente queste maggiori assunzioni sono quelle che si riferiscono a brevi periodi, insomma, che fanno numero anche loro, insomma, però noi che eravamo abituati ad avere un lavoro sicuro, ad avere una vita diciamo ben delineata, ecco, trovandoci in questi scenari incerti, perché oggi che sai che appunto investi tot, ma non sei sicuro di rientrarci, e fare commercio così non è molto semplice. Un po' come anche il discorso appunto a livello di produzione agricola, no? Qua con quello che sta dall'altra parte dell'Atlantico, che si diverte a giocare ai dazi, e così va, insomma, per un produttore che prima esportava la maggior parte dei suoi prodotti all'estero, e adesso è diventato un po' un casino, insomma. Mimmo, scusami Dimmi, l'interruzione. prego. Abbiamo collegato Marco Castelli. Buono. Allora dai, buongiorno Marco, benvenuto, grazie per Ciao la Mimmo. tua presenza. No, figurati, Tu cosa ne stavo pensi della ascoltando. situazione? No, dicevo, stavo ascoltando le tue riflessioni e
è vero, insomma, hai assolutamente ragione. Adesso quello che prima un tempo era una certezza, o comunque sia anche per chi come me, te, altri, aveva scelto il mondo, insomma, della libera professione dell'impresa, poteva avere delle basi solide o delle prospettive, insomma, più o meno calcolabili, considerato il rischio di impresa. Ecco, diciamo che oggi vive una condizione sicuramente più ballerina e anche di minor capacità di proiezione, di previsione, insomma, di quello che sarà il domani. Insomma, e questi giorni, per non dire queste ore, insomma, ne sono una dimostrazione abbastanza lampante, Mimmo, no? Beh sì, fa conto che io sono sceso a Roma sapendo di spendere un pieno di benzina che mi è costato 70 €, non so quanto lo pagherò a tornare insomma, soprattutto Esatto. se poi mi toccherà fare benzina in autostrada. E in autostrada la benzina è arrivata ancora a prezzi, belli alti. C'era il mio Sì. povero papà che dice: ma arriverà a costare 3.000 € la benzina al litro". È il bello che ormai la benzina ne costa molto, ma molto di più. Direi sì. Sì. Sì, poi si sa che i mercati sono ballerini, ma sono anche un po' fetenti, se me lo consenti, perché ovviamente appena c'è una fluttuazione, una situazione di instabilità globale, c'è sempre un po' l'impressione che chi di dovere se ne approfitta, ecco, perché non è possibile che insomma, la notizia di cui tutti parlano in queste ore, che appunto è il bombardamento israelo-americano dell'Iran, la naturale, ne avevamo già parlato anche insieme 6 mesi fa, tra Sì. l'altro, dello stesso argomento, quindi il fatto che gli Ayatollah avessero tirato fuori il coniglio dal cappello, ossia la chiusura dello stretto di Hormuz, che aveva un po' riportato probabilmente ai più miti consigli Trump. Ecco, ora che i miti consigli sono saltati, ovviamente gli iraniani hanno chiuso questo stretto, da cui transitano veramente una grande percentuale di materie prime. Chiudendo questo, chiaramente espongono i mercati a un innalzamento dei prezzi e, per dirla tutta, anche a delle sonore speculazioni, Mimmo. E questo chiaramente credo che sia l'unica e sostanziale eco di questa guerra che arriverà da noi. Ovviamente non ci saranno rischi bellici, almeno imminenti, per i nostri territori, però l'eco si sente anche molto caro, dato che appunto la benzina, il gas, le materie di energia, insomma, sono già schizzate alle stelle. Beh, fa conto che qualche nostro italiano l'ha già sentito sulle sue spalle questo peso. Beh, cominciamo dal ministro della difesa Crosetto, che stava appunto a Dubai, che per tornare indietro ha dovuto spendere 3 volte tanto quello che era il costo del volo che lui ha speso per andarci a Dubai a trovare la sua famiglia. Per non parlare di quegli italiani, e sono tantissimi, che anche loro erano rimasti bloccati a Dubai e che sono riusciti a ritornare in patria, però pagandosi da soli i biglietti di ritorno. Cioè Sì. a me mi piace tanto Tajani che dice: non c'è nessun italiano che è rimasto coinvolto in una cosa o l'altra, però appunto in una situazione d'emergenza non siamo stati capaci di far ritornare a spesa appunto dello Stato questi Sì. cittadini che erano rimasti bloccati là. Cioè lo facciamo appunto con gli stranieri che arrivano qua, che ci cucchiamo i costi estrovercosti, e per i nostri patrioti che stavano appunto in quei posti, no? E io mi domando e dico: ma se uno i soldi non ce li ha, che fa? Rimane lì in mezzo alla guerra Sì. che è scoppiata? Sì. Boh. Io sono cose che... Cioè, è brutto e cinico, ovviamente non mi trovo d'accordo, però la risposta è sì, cioè, o ti rivolgi alla Farnesina e aspetti chiaramente i tempi naturali anche insomma, di quelle che sono poi tutte le procedure, e nonostante insomma si possa, no, non è che si possa, siamo soliti parlare male dell'Italia, perché noi italiani siamo un po' faticosi, però insomma la Farnesina spesso e volentieri si è dimostrata per essere un'eccellenza da un punto di vista esteri. Sta di fatto che in questi casi di emergenza ovviamente non è che può
insomma, tutti gli ingranaggi della burocrazia ovviamente esigono i loro tempi anche in stato d'emergenza, e quindi se uno ha la necessità istantanea di togliersi magari dalle zone più calde e non può aspettare i tempi della Farnesina, deve mettere mani al portafoglio. Se il portafoglio langue, dovrà aspettare. Questo è quanto. Cioè, è così, insomma, dovrebbe aprire sicuramente delle riflessioni, però insomma questa è la condizione attuale in cui si versa. Ovviamente, voglio dire, è preferibile una situazione di questo tipo piuttosto che vedere connazionali direttamente coinvolti, quindi anche le parole di Tajani, per quanto insomma sono state anche un po' prese in giro alcune dal web per essere un po', insomma, sono state considerate un po' scontate con un po' troppo di rito, però almeno indicano che non ci sono connazionali direttamente coinvolti in questi scontri. Già questo è bene, ecco, diciamo che non sono altre persone, insomma, ecco, vivono altri tipi di priorità. A parer tuo, questa guerra continuerà a lungo o potrebbe esserci un barlume di possibilità che appunto si blocchi? Tu che ne pensi? Guarda, nel senso che mi sembra strano una cosa. Allora, se cominciano un'azione del genere, e parlo chiaramente degli Stati Uniti perché Israele è sempre sul piede di guerra, soprattutto su quel fronte lì, e dovrebbe, almeno la teoria vuole, si dovrebbe sapere dove si vuole andare a parare. Ecco, dalle dichiarazioni magari un po' così apparentemente magari contraddittorie, non si sa, o almeno non si riesce a capire quale possa essere poi l'esito previsto dagli Stati Uniti per questo coinvolgimento. Quindi non lo so, la dipartita dell'Ayatollah Khamenei ha già visto comunque sia un suo sostituto nominato. Non mi sembra che il regime teocratico degli Ayatollah sia così intenzionato a cedere territorio e a dimettersi in 448. Quindi se l'obiettivo è quello della destituzione degli Ayatollah, a favorire il colpo di Stato che vedrebbe l'erede dello Shah di Persia come nuova guida, secondo me va avanti ancora per un po'. Viceversa, se il casus belli dovesse realmente essere quello del nucleare, cosa che a me vede abbastanza tiepido, nel senso che ci credo poco nulla, forse riusciranno ad arrivare a un accordo, ma non credo. Adesso come adesso ovviamente gli iraniani non vogliono cedere poi che cosa, anche perché le richieste non si capisce, almeno io onestamente non ho ancora capito quali sono, e ovviamente non puoi chiedere a uno di suicidarsi anche solo politicamente. I Pasdaran, se non sbaglio, sono stati registrati come organizzazione terroristica, quindi in questi termini mi sembra che il fronte israelo-statunitense prediliga il regime change, quindi il colpo di Stato. Vediamo. Io sono abbastanza tiepido su un'idea che il conflitto finisca con un regime change in tempo zero, perché insomma l'Iran è grande, molto popoloso, è vero che ci sono moltissime frange della popolazione ostili al regime degli Ayatollah, d'altro canto ce n'è tanta altra popolazione che invece lo sostiene. L'esercito è vero che magari non è paragonabile ai nostri eserciti occidentali, ma non stiamo neanche parlando dei cammellieri con la scimitarra in mano nel 2026, insomma, e si vede anche come potenza di fuoco di missili che riescono a direzionare bene o male da Riyadh a Dubai, a Oman, nelle varie ambasciate statunitensi, insomma, su Tel Aviv, insomma, comunque sia uno Stato che ha una sua anche dignità militare, che secondo me è molto verosimile che insomma se la voglia far pesare fino alla fine. Poi vediamo quali saranno gli sviluppi nei prossimi giorni. Adesso come adesso hanno
il fronte israelo-statunitense può vantare la vittima più importante, che appunto è l'Ayatollah Khamenei. Tra gli altri ci sono anche tra i morti Ahmadinejad, che era un ex primo ministro iraniano. Vediamo un attimo, ecco, sicuramente è anche un bel colpo verso la Cina questo. Che gli Stati Chiedo Uniti scusa un stanno... secondo, abbiamo Prego, collegato prego. Federico e abbiamo anche una chiamata. Perfetto. Passiamo prima alla chiamata allora. Buongiorno, chi sei, Sì, da dove chiami? sì, sono Lisetta, buonasera a tutti e due. Allora, Buonasera visto, non so Lisetta. se sono fuori tema, che lei è impegnato con gli ambulanti EC, direi, vero? Sì, Il signor sì, sì. Rino Furlan, che è il presidente dell'Unipli Veneto, ha detto che così le attività insostenibili, bisognerebbe tra parentesi chiedere qualcosa al governo di diverso. Sagre e feste spariranno. Allora, ripeto, il presidente di Unipli Veneto, cioè l'associazione delle Proloco contro le nuove regole, non si possono continuare a complicare le cose, a rischio il lavoro di tanti volontari. E poi ha aggiunto che non si possono gestire da soli la parte fiscale con commercialista, registratore di cassa, collegamento POS. Sono tutti costi ulteriori. Tutti qua, se potete fare qualcosa, perché sarebbe grave che le sagre e le feste spariscono. Sono le uniche cose ancora che ci sono rimaste. Decenti ancora, Grazie, direi. Tutto qua, vi saluto, grazie, buonasera a tutti e due. Ciao, grazie signora Lisetta. Il sottoscritto si è impegnato più e più volte a favore delle sagre e delle tradizioni appunto dei vari territori. E chiaramente cioè, ci sarà in noi un interesse, un impegno, anzi, considerato che appunto con me collegati sia Marco Castelli che Federico Lo Sparacazzate, che ne pensate di fare un'incursione e andare a trovare appunto questo Rino Furlan appunto questo rappresentante dell'Unipri Veneto? Che ne dite? Ci andiamo, facciamo una calata sul Veneto o no? Per me caliamo anche sul Veneto, Mimmo. Non vedo problemi, anzi, soprattutto se c'è una bella sagra in pista, io sono in prima linea, lo sai. Federico? Anche Federico. Noi siamo di casa in Veneto, quindi ci mancherebbe altro. Tuttavia, da quello che ho capito, sono regole che ha imposto l'Unione Europea a un paese come l'Italia, dove l'evasione è alta, dove un sacco di ben pensanti, soprattutto di sinistra, hanno creato tutta una serie di onlus, di società senza scopo di lucro, che insomma di lucro ne facevano tanto, e qualcuno se ne è accorto, giustamente, siccome i soldi servono, hanno iniziato, insomma, l'Europa ha ordinato di fare i bilanci, di formare le onlus, che ora si chiamano ETS, ente terzo settore, quindi sono cambiate le cose anche là. Quel poco che il governo può fare dovrebbe farlo. Mi auguro che convochi il signor Furlan e tutti gli attori quando vanno per le sagre, che è una cosa che unisce il paese in maniera varia da nord a sud. Davvero è un paese meraviglioso, come dice il mio caro amico di Saronno, è un microcontinente, ed è vero. Ci sono sagre di tutti i gusti, di tutte le varietà, da nord a sud, da est, da oriente a occidente. È un paese molto bello e sarebbe un peccato, in effetti. Pensa, fatemi fare una marchetta gratis come al solito, che io per trovare i brutti ma buoni, quelli rotti, sono i biscotti della Lazzaroni che vengono prodotti in quel di Saronno, sono dovuto andare da Castroni a Piazza della Balduina a Roma, cioè perché nei nostri paraggi lì al nord io non sono riuscito più a trovare. Ma Mimo, Mi sembra una cosa giusta? Devo pubblicizzare la sagra della patata, la sagra della patata ad Angri, provincia di Salerno. E in pratica questo borgo rurale che vive di industrie conserviere, le famose fumarole, un terzo delle fumarole d'Italia, vengono fatte in questo ridente paese della provincia di Salerno, a questa sagra che attira un sacco di persone da mezza campagna, comunque da mezzo sud. E tra l'altro ci sono un sacco di persone disabili che vivono e organizzano questa sagra qua in un territorio difficile come quello del sud Italia. Per dirne una, sarebbe un peccato in questo caso se fosse impedito a queste persone qua di esprimersi almeno una volta all'anno con questa fiera, questa sagra che attira davvero tante persone. Oppure, per stare a Vicenza, a Grisignano c'è la fiera del Soco, a Grisignano di Zocco, che è una fiera che
molto variati da mezza provincia di Vicenza e mezza provincia di Padova, perché Tizignano sta al confine tra Padova e Vicenza, è molto, molto bella da vedere. Questa fiera si tiene a settembre, se non erro, la fiera del Soco. Insomma, sono per dire, vi ho detto, è un paese meraviglioso con tante tradizioni, tante fiere e sagre, sarebbe un peccato. E quella della patata invece d'Angri quando la fanno, scusami? Aspetta che chiedo alla persona Ma la fiera della patata, la sagra della patata, quando è che la fanno? Lo stanno facendo sul serio molto bene. A luglio. A luglio, beh. Scusate. Ho capito, ho capito. Bene. Insomma, avremmo una bella serie. Mimmo, se vuoi i brutti Sì. e buoni, cioè i brutti e buoni, qua a Saronno ci sono. Cioè, adesso ti voglio dire, c'è anche uno spaccio, non dico quasi unicamente di brutti e buoni, ma quasi, insomma. Quindi se vuoi poi ti porterò a trovarli e facciamo anche una calata. Per me è un'uscita di casa, attraversare la strada e te li porto, magari possiamo anche intervistare quelli della Lazzaroni se vuoi. Sì, perché mi pare che anche la Lazzaroni abbia dei problemi a livello di mantenimento del lavoro, sbaglio? Non lo so, guarda, su questo veramente direi stupidaggini in un verso o nell'altro, non ne ho idea. No, Mimmo, ci è rimasto solo da mangiare, qua se ci tolgono anche i biscotti parte la rivoluzione. Lì guarda, no biscotti, no campionato, l'Italia diventa il 48, guarda. Sapete, e la sagra della patata pure è un problema se la tolgono. Sagra della patata vorrei anche ricordare quella di Rovello Porro, giusto, dato che siamo in un momento di approfondimento culturale e culinario importante, c'è anche quella di Rovello Porro e la sagra dei friulani all'Imbiate, molto importante. Ho capito. Vedete, io mi trovo davanti al civico 41 di via Vittorio Emanuele di Acuto. Davanti a me c'è l'insegna della Caramella Buona, che è un'associazione, una onlus che si occupa di bambini violati. E praticamente, ecco, riporto un attimino la trasmissione su livelli un pochino più etici. Pensate un po' a quei bambini che vengono uccisi sotto i bombardamenti. Ecco, a me, stando qua davanti, vedendo loro che si occupano di tutti i bambini che soffrono di violenze, mi sono ritornati alla mente questi bambini che in Medio Oriente stanno appunto subendo appunto queste atrocità. Noi in effetti, d'altronde dobbiamo parlare anche noi cerchiamo anche di strappare un sorriso, anzi cerchiamo sempre di strappare un sorriso alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, però siamo veramente in un mondo fetente e schifoso che appunto non ha più rispetto per la vita, soprattutto dei piccoli. Una volta, quando le guerre non si combattevano con missili, con droni, con cacce e cose varie, forse c'era più rispetto. Voi cosa ne pensate di questo? Sono troppo tragico io? Vuoi mettere l'arma bianca era nobiltà. Sì, è vero. Poi ecco, diciamo che non è che quando la battaglia era vinta spesso si andava molto per il sottile con la popolazione locale, che sia del villaggio o della città conquistata. Sicuramente diciamo che nell'epoca dei grandi proclami etici che mi fanno venire di più l'orticaria che tante altre cose, e dell'epoca delle bombe intelligenti, che voglio dire, la bomba sarà anche intelligente, evidentemente il pirla è quello che la lancia, perché voglio capire come mai casualmente gli stessi attori, non sto dicendo che ci sia una volontà, sia ben chiaro, ma casualmente vanno sempre a prendere delle scuole e tu dici ma chissà come mai non sono proprio così vicino a obiettivi sensibili politici militari, però chissà come mai anche in Iran adesso le scuole colpite sono scuole appunto di minori, con alcune scuole femminili sono state prese di mira. Uno dice sarà un errore, evidentemente. Mi passate questa battuta? Le piccole gorla continuano a esserci e chi produce queste piccole gorla sono sempre i soliti, io sbaglio? No, perché mi sembra che ci sia una strana continuità, insomma, ecco, che poi bombardino in maniera odiosa i civili anche al di fuori di logiche come confuse, che anche lì non voglio giustificare, sia chiaro, però magari una situazione come quella di Gaza, dove
diciamo ci può essere questo elemento un po' di confusione o di bombardamento a tappeto, che per me comunque non giustificano certe atrocità, passi, diciamo che qua mi sembra, bravo Mimmo, proprio un procedimento alla Gorla, che insomma poi gli attori sono sempre gli anglo-americani che vengono festeggiati ogni anno come liberatori, insomma. Adesso non sono anglo, sono solo americani con gli israeliani, insomma. Mi sembra che la matrice sia quella. Sia chiaro, non sto dicendo che i russi siano meno stronzi, anzi in Ucraina ne hanno fatte e ne continuano a fare anche lì di bombardamenti su chiese, messe, situazioni appunto come scuole civili. E ripeto, nel 2026 l'epoca delle bombe intelligenti prevede ancora i pirla che le lanciano. Federico, tu cosa ne pensi? Anche gli inglesi sono bell'animale, per dirla, per non lasciare fuori questo popolo. Sì, scusa, hai ragione. No, io ho sentito tutta una serie di analisti in TV, per radio, nella radio della concorrenza. Ho sentito il signor Kosulic, che è proprietario di un'impresa, di un armatore, insomma, molto importante, di origini triestine, da quello che ho capito, che dice qua è un disastro, so che tutte le monarchie arabe stanno in ginocchio a chiedere agli Stati Uniti di smettere, di finirla, perché ci sono valanghe di miliardi di dollari investiti in edilizia, trasporti, petrolio, energia, che rischiano di bruciare, cioè rischia di mandare in bancarotta l'intero Medio Oriente. Il Medio Oriente è quello ricco, quindi Bahrain, Kuwait, Arabia Saudita, davvero girano un sacco. E sicuramente sto dimenticando qualche principato qua e là, perché sono davvero tanti. E so che insomma ha fatto impressione vedere che l'Ayatollah Khamenei e buona parte dell'elite militare è decapitata, però ho sentito tanti analisti dire che comunque l'Iran è un paese abituato a essere sotto assedio, ha la fede che è molto forte, perché una minoranza del mondo dell'Islam sono sciiti, quindi sono abituati a essere sempre sotto attacco, comunque essere una minoranza, quindi questo li rinforza, che insomma dicono che per gli Stati Uniti è meglio non avventurarsi più di tanto, perché da quello che ho capito gli armamenti rischiano di non bastare, ecco, e quindi rischia di diventare una specie di, non dico di Vietnam, ma di un'esperienza che potrebbe essere poco piacevole per gli Stati Uniti. Ecco, ora c'è Marco Castelli, che è il nostro esperto un po' di geopolitica, voglio sapere se anche lui ha le conferme, anche perché hai detto quello che ho detto io, Fede. E fermi là, siamo alla fine del primo tempo, dobbiamo passare alla pubblicità. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Sempre più liberi, con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Rieccoci, siamo sempre su Radio Libertà, è sempre lo spazio più del martedì. Con me ho Marco Castelli e Federico Sparacazzate. Stavamo parlando. Io chiedo appunto scusa ai ascoltatori che sono intervenuto con 20 minuti di ritardo, come i migliori convogli di Trenord. Per questo voglio salutare l'assessore Lucente per essere riuscito a peggiorare una situazione che era già difficile, da peggiorare, e quindi mi sono perso una parte iniziale. Non volevo essere ridondante o ripetitivo, perché non so cosa vi siete detti nel primo quarto di trasmissione. Per me hai detto bene, giustamente mi chiedevi, io ho detto in termini diversi quello che hai detto te, cioè l'Iran non è come ci siamo abituati, una situazione analoga a quella di Gaza o ancora uno stato in rotta come si è verificato essere purtroppo, e sottolineo purtroppo,
lo Stato socialista nazionale di Bashar al-Assad in Siria, che, attenzione, vorrei dirla tutta giusto per mettere 2 puntini sulle i. La Siria che è stata benedetta in realtà poi da tutti, quindi dal ex alleati come i russi agli antichi rivali come gli americani, la nuova Siria benedetta nel mondo occidentale e orientale, adesso in mano a uno jihadista, detta proprio dichiaratamente. Quindi Al-Jolani è uno che aveva una taglia per essere un tagliagole di Al-Qaeda, giusto per mettere un focus della situazione. Morale, l'Iran non è la stessa cosa. Poi che uno dica che il regime degli Ayatollah sia odioso, sia repressivo, tutte cose su quali posso anche trovarmi d'accordo. Resta il fatto che intraprendere una campagna bellica, di non pensare, insomma, ecco, che si sta andando a fare una scampagnata in Iran, perché, come dicevi giustamente te, è un esercito abbastanza formato per essere nel territorio in cui è un esercito numeroso. La popolazione, attenzione, è vero che ci sono tanti oppositori al regime, vero, d'altro canto ce ne sono altrettanti che invece lo sostengono, quindi non è una situazione secondo me da prendere come si è prese le primavere arabe o appunto i regime change del Medio Oriente degli ultimi 15 anni. Insomma. Poi comunque lo stretto di Hormuz, insomma, rappresenta un anello debole per quello che è il mondo occidentale. Cioè, attraverso quello stretto passano veramente quanto di più necessita al mondo e chiaramente, appunto, secondo me quello è un punto strategico che verrà utilizzato dal quel che resta del governo iraniano, no? Perché appunto a me viene da ridere, insomma. Cioè, se lo decidono gli iraniani di cambiare il governo, ok, ma non è che può essere Trump che decide lui e devono cambiare il governo. Ma chi cazzo si pensa ad essere questo? Cioè, questo era un palazzinaro. Mimmo ha fatto un azzardo, Scusa? da buon giocatore di poker ha fatto un azzardo enorme, rischia di restarci sotto. Ecco, ora non si sa come, il problema è che non si sa come va a finire. Il rischio di impantanarsi per lui è molto molto elevato. E dipende, Fede, dipende però dipende. Io sono d'accordo con te che il rischio c'è, immagino anche che l'abbiano considerato, perché adesso va bene, ci stanno, adesso dobbiamo fare 4 chiacchiere, dare qualche informazione dei punti di vista, però ovviamente nessuno di noi ha accesso a quanto si sono detti a Tel Aviv e a Washington. Resta il fatto che insomma dipende che cosa vuoi fare. Se vuoi veramente cambiare il regime degli Ayatollah, insomma, auguri, nel senso è veramente un obiettivo ambizioso, a meno che non ci siano già accordi preordinati all'interno, quindi hai già infiltrati molto, molto influenti all'interno dell'attuale compagine, diciamo, di governo o di gerarchia presente in Iran, e quindi che il nuovo Ayatollah possa essere una figura di transizione, perché sono già d'accordo di fatto con gli americani è un conto, però diciamo che adesso come adesso, insomma, non è esattamente l'operazione Maduro, e si vede perché l'Oman, Dubai, Riyadh, N posti sono sotto i missili iraniani, e questo sta creando, come dicevamo all'inizio trasmissione, non poche difficoltà. Quindi insomma, anche se spero che sappiano, che tutti sappiano dove vogliono andare a parare, altrimenti è veramente un azzardo. Ecco. Sì, comunque i migliori analisti militari, ho sentito parlare un sacco di generali, dicono tutti che non può durare più di 2 settimane, perché proprio per la disponibilità di bombe intelligenti che insomma per una serie di questioni di guerre varie l'Occidente ne è un po' accorto, quindi mi auguro che le previsioni di questi generali in congedo siano vere, almeno così ho sentito. Ho anche sentito tra l'altro che c'è stato uno scontro nell'amministrazione Trump, perché si dice che il vicepresidente Vance fosse estremamente contrario all'intervento, mentre Rubio è il ministro degli esteri, ed Exet è il segretario alla guerra, perché il Dipartimento della Difesa ha cambiato il nome negli Stati Uniti, si chiama Dipartimento della Guerra, erano invece favorevoli, e quindi è partita la cosa. Ora, al di là quello che è stato fatto, è stato ucciso l'Ayatollah Khamenei. Ho sentito da te addirittura che è morto Ahmadinejad, questo non lo sapevo, perché non si trova da giorni,
c'è chi Israele sostiene che sia morto, le fonti iraniane che io sappia ancora non hanno confermato. So che comunque se si sospetta la morte, scusa, sì, è vero, forse l'ufficialità dall'Iran non è arrivata, però se non sbaglio era previsto nell'incontro con Khamenei, quindi se tanto mi dà tanto non si trova e lì sotto insomma il bombardamento, però o magari no. Sì, che comunque l'Ayatollah Khomeini condensa un po' il Papa e il Presidente della Repubblica in una persona unica. Pensiamo in Italia cos'è il Presidente della Repubblica, tutta la propaganda che c'è per Sergio, quanto è bravo Sergio Mattarella, qua e di là. Io penso che se Sergio Mattarella fosse morto così avremmo visto anche i nostri conduttori piangere. Ecco, l'Ayatollah Khamenei in questo caso univa il sacro al profano, era molto di più, tra l'altro per 37 anni, se non erro, di potere ininterrotti, e quindi c'è reazioni come il pianto del presentatore della TV di Stato non sono molto strane, e da quello che ho capito addirittura l'Ayatollah Khamenei era uno dei moderati all'interno del regime, cioè si rischia che il successore di Khamenei, però amico, ce ne innanticati un botto, sia più incazzato perso, scusatemi il francesismo, dell'Ayatollah Khamenei. Quindi c'è davvero il rischio qua, c'è. Io non so perché, per come sia stata fatta questa cosa, forse qualcuno a Tel Aviv aveva bisogno dell'intervento per invadere il Libano, perché nel frattempo si tace questa cosa qua, ma Israele ha iniziato un'operazione in Libano di vasta scala. Addirittura ho sentito che delle truppe siriane si stanno infiltrando in Iran, cioè sta succedendo, il Medio Oriente davvero sta bollendo, si rischia grosso, e nel frattempo c'è una guerra molto strana che va avanti, di cui non se ne parla, è la guerra tra Afghanistan e Pakistan, perché l'Afghanistan dei talebani messi dal Pakistan è diventato filo indiano e quindi sono anti-pakistani, e il Pakistan se ne è accorto tardi e ora vuole farli fuori. So che fa ridere tutto questo, ma la realtà supera la fantasia, cari amici a casa. Quindi allora solo ricordare che la cosa giusta è che il cogliere Pakistan l'ironia, è l'unica nazione senza... islamica con la bomba nucleare, e qua mi taccio. Sì, allora è giusto secondo me cogliere l'ironia, perché di fatto il fenomeno dei talebani nascono in Pakistan. Quindi è oltremodo ironico, per quanto amaro, perché insomma si spera che anche lì insomma non si arrivi a ulteriori massacri. Comunque sia, il Pakistan è un altro di quei territori dove uno sottovaluta magari, uno comunemente intende, non gli esperti ovviamente, ma uno comune sottovaluta la potenza militare del Pakistan, che tu giustamente hai ricordato essere una potenza nucleare. Quindi insomma non brillano neanche per essere dei fini analisti e dei moderati diplomatici, ecco. Quindi anche lì bisognerebbe poi andare a vedere quelli che sono gli sviluppi di tutta quell'area. Quello che ti hai detto, e secondo me è molto interessante, è l'invasione, dicono, a fronte di missili lanciati da Hezbollah verso i territori israeliani degli ultimi giorni. Israele richiama 1 migliaio di riservisti, se non ricordo male, che comunque sia è un numero di tutto rispetto, per appunto si ipotizza anche un'invasione di terra. Allora, male lingue sostengono che questo sia l'ennesimo tentativo per estendere i confini israeliani e annettere il sud del Libano. Altri sostengono che invece sia una manovra quasi di rito per evitare appunto ulteriori recrudescenze per Israele dal fronte nord. Ok, il fatto che Al-Jolani, che è il terrorista di cui parlavo prima, si vocifera che abbia mandato delle truppe in invasione nell'Iran, parla ovviamente della vecchia, qualora possedero, parla della vecchia ostilità tra sciiti e sunniti. Se dovesse cadere il regime degli Ayatollah è finita l'epopea sciita in Medio Oriente. Questo è da dire, perché senza Bashar al-Assad, che comunque sia dava una buona agibilità politica e religiosa, soprattutto più politica, scusate, religiosa agli sciiti, Hezbollah di fatto decapitato nel sud del Libano, gli Houthi in Yemen ridotti al nulla. Se cade anche dovesse cadere il regime degli Ayatollah, degli sciiti di fatto non esisterebbe più nessun tipo di rappresentanza sullo scacchiere internazionale.
e questo penso che possa essere uno degli accordi non ufficiali del patto di Abramo, il patto fatto tra gli americani come super partes, il mondo arabo sunnita e Israele. Quindi potrebbe far parte di questa logica, ma le lingue parlano del piano della grande Israele, che comunque sia, o poi nei fatti, basta vederlo, risulta per alcuni essere sempre più evidente, per altri no. Il fatto che appunto si vada avanti in questa direzione sicuramente porta per le nostre tasche davanti a noi un periodo abbastanza complesso, perché appunto tante zone di commercio di petrolio e materie prime sono direttamente coinvolte, quindi le speculazioni dei mercati tenderanno a essere sempre più frequenti. Ultima cosa, hai ragione, J.D. Vance è curiosa la sua discostarsi da questa politica trumpiana, quindi che è il vicepresidente, e sentivo stamattina che questo può far intendere anche un forte malumore all'interno dell'elettorato MAGA, quindi dell'elettorato di Trump, in vista delle future elezioni di midterm. Cioè molti, principalmente per il discorso economico, è vero, ma anche per un discorso di posizionamento internazionale, stanno cominciando a storcere il naso rispetto alle promesse elettorali di Donald Trump. E ora ci tocca pagare energia cara. Energia molto cara. Non è detto anche forse instabilità politica negli Stati Uniti. E poi allora torniamo verso... No, io ho un ritorno fastidioso, non so se c'è Mimmo che vuole parlare sotto la mia voce, scusate. No, ero io che cercavo di inserirmi, ma prosegui tu, sentiamo. No, perché c'è un'altra notizia del giorno che insomma ha fatto clamore, che è l'iniziativa del presidente Macron, che ha deciso di condividere, io sono sempre scettico quando sento queste cose, il suo arsenale atomico con gli altri paesi d'Europa. C'è la Germania e la Polonia che si sono aggregati subito. Non lo so, ci possiamo fidare dei francesi, punto di domanda. E poi non è singolare una cosa da parte dei francesi, che sono gli stessi che parlano di sicurezza a livello militare, però a livello energetico sono gli stessi che impediscono tipo la costruzione di un gasdotto tra la Spagna e l'Italia. Ricordo che la Spagna è una specie di isola, nonostante sia continente, e ha una quantità di gas nettamente superiore che rigassifica e che potrebbe esportare a bassissimo prezzo in tutta Europa occidentale. Ecco, il problema è che tra la Francia e l'Italia c'è il mare francese, e i francesi sono messi di mezzo per vendere la loro energia nucleare, che tra l'altro anche qua la Francia è molto particolare, perché dovete sapere, cari amici a casa, che l'uranio non naturale deve essere lavorato, arriva dalla Russia. Mentre ci sono le sanzioni per gli idrocarburi, l'uranio per le centrali francesi non ha la benché minima sanzione. Questo va ricordato a tutti gli ascoltatori a casa. È molto, come al solito i francesi, cavoli loro, se li sanno fare benissimo, ci hanno guadagnato parecchio. Una nazione che ha crisi industriale, insomma, la vendita di energia è uno degli asset principali per la Francia. Ecco, però si parla di sicurezza militare, nel frattempo però si impedisce una sicurezza energetica. Quindi è la solita schizofrenia di Macron, o insomma, a che gioco gioca la Francia? A che gioco gioca Macron? A me ha dato un'impressione, di quella si tratta ovviamente, di un'impressione. Macron, per recuperare un po' chiamiamoli malumori interni, per non dire l'instabilità interna, ha giocato o sta giocando la solita carta propagandistica della grandeur. Cioè, lo sappiamo, la Francia, bene o male, quando c'è una possibilità di posizionamento internazionale un po' forte, tende a ricompattarsi, ok? Quindi il fatto di giocare un po' con i muscoli bellici può tranquillamente inserirsi in una logica propagandistica di questo tipo. D'altro canto c'è da dire che, non voglio dire sempre le stesse robe quando mi chiamate, però che l'Europa, signori, sta facendo come al solito, l'Unione Europea, non parlo dei popoli europei, l'Unione Europea sta facendo la solita figura da cioccolataio, perché di fronte a un casino internazionale non è che non si posiziona, non sa neanche che cosa dire. Quindi il fatto che emerga la Francia e che la Germania gli faccia eco
credo che sia anche un po' naturale, anche soltanto per dire che esistiamo come soggetto. Poi che non è vero è un altro discorso. Per cui lo vedrei un po' in quest'ottica qua. Il fatto che però, io insisto magari in maniera un po' impopolare, magari serve sedersi al tavolo e cominciare a pensare a veramente una logica di difesa europea comune, può essere anche un buon momento, che non significa per forza cedere assolutamente a delle pressioni economiche che siano francesi o tedesche e che vadano contro gli interessi nazionali, ma che veramente si cominci a considerare l'Europa come un soggetto politico e non semplicemente come un ritrovo di funzionari. Magari ecco, quando il mondo brucia, magari ci si potrebbe anche rendere conto che noi in realtà stiamo guardando, siamo degli spettatori passivi, e alla fine della fiera non è semplicemente un grande risico o un grande monopoli, come diceva Dinolfi l'ultima volta che ci siamo sentiti. Alla fine della fiera le bollette noi le paghiamo, e il fatto di non avere delle alternative serie non è semplicemente un caso, denota l'attuale insufficienza da parte della politica europea, ecco. Incompetenza, insufficienza, pressapochismo, chiamatela come volete, sta di fatto che non possiamo continuamente subire quello che accade nel mondo senza avere neanche una capacità di risposta alle esigenze dei cittadini d'Europa. Perdonatemi una domanda, ma è la perfida Albione che fine ha fatto in questo bailam? Secondo me Perché si mangia i appunto popcorn, però dici, C'è come un Federico mega non ho capito scandalo, cosa. no? C'è un mega scandalo. Nel Regno Unito il governo laburista è in preda allo scandalo Epstein, perché sta venendo fuori che insomma i migliori tecnici, possiamo dire, del partito laburista frequentavano il signor Mendelssohn, in particolare l'inventore del New Labour, cioè della svolta centrista del partito laburista, che gli ha permesso di tornare al potere dopo un sacco di anni e di restarci per tanti anni. Insomma, a quanto pare era uno dei migliori amici di Epstein, e addirittura quando questo signore qua fu mandato in Europa passava tutta una serie di documenti segreti che hanno permesso ad Epstein, il finanziere pedofilo, di fare un sacco di soldi. E questi sono i laburisti che stanno mal governando il Regno Unito come non mai, stanno riuscendo a fare peggio di Boris Johnson, il partito di Farage, che può avere quello che volete, però grazie a questo malgoverno sta sfondando qualsiasi sondaggio, è in testa qualsiasi cosa, e si aggiunge scandalo dopo scandalo, e il governo laburista, oltre che insomma impantanarsi in vari scandali sessuali, fa la guerra contro il suo popolo. Voglio ricordare quello che è accaduto: rivolte della popolazione inglese schiacciata dalle tasse, da regole idiote, da leggi trans contro il governo, repressione forte della popolazione, e nel frattempo gli inglesi che fanno i sacrifici vedevano gli alberghi occupati con i loro soldi da immigrati clandestini. Questo sta succedendo nel Regno Unito, cioè, mai si è vista la perfida Albione ridotta così. Sì, hai ragione su tutto. Dai, hai fatto secondo me una sintesi molto esaustiva sulla condizione inglese, che è molto impegnata al suo interno, e secondo me in questo caso però sull'estero cioè sul fronte Iran si mangia i popcorn, nel senso che all'interno del Commonwealth, insomma, gli inglesi hanno anche tutta una serie di cuscinetti in più rispetto a noi in Unione Europea, e secondo me guardano lo sviluppo e vedono un po' che cosa succede. Poi sai, il fronte interno, come ricordavi te, è abbastanza forte. È un momento di pressione alto, anche perché tra la Casa Reale, ricordiamolo, non sono soltanto il governo laburista, neanche la Corona, che è stata coinvolta nello scandalo Epstein, e non coinvolta, come ha provato a dire Lili Gruber verso Matteo Salvini, in un momento secondo me di giornalismo trash migliore degli ultimi periodi, perché cioè, il fatto di dire come mai lei appare nelle email di Epstein, ora io ero andato a vederle, c'era il tal Bannon che diceva sì, guarda che in Italia c'è Salvini e può essere un interlocutore politico interessante, fine, questo è il coinvolgimento nelle mail con Epstein. Diciamo che la casa inglese e il partito laburista inglese, Casa Reale intendo,
il Partito Laburista inglese sono coinvolti veramente, cioè, anche non soltanto con l'orrore della pedofilia, ma anche, come hai ricordato bene te, con una sorta di insider trading, quindi di passare dei documenti segretati o riservati al finanziere, il quale ha sicuramente un profilo internazionale molto, molto particolare, perché oltre il coinvolgimento del deep state americano, israeliano, c'è anche probabilmente il coinvolgimento con una parte del deep state russo, e poi parla anche dei cinesi, insomma era un po' un soggetto ibrido nello scacchiere internazionale, e insomma il fatto che tu, che sei un funzionario dell'Inghilterra, vendi delle informazioni riservate, ecco, diciamo che fa cadere molto la credibilità non solo del funzionario, ma anche della tenuta stagna dell'Inghilterra stessa, che fino adesso è sempre stata vista come una botte di ferro. Ecco, poi Federico, ti volevo fare una domanda, se posso, su cosa ne pensi, perché ti porto delle suggestioni particolari che avevo trovato in questi giorni. Immagino che siamo verso la chiusura, volevo sapere te cosa ne pensavi, perché degli analisti, sempre tra il serio e il faceto, che non si capisce mai quando lo scherzo insomma deve nascondere una verità che fa fatica a essere detta, oppure se veramente è una battuta, cioè una casualità, sembrerebbe che gli iraniani un paio di settimane fa, 2 o 3 settimane fa, avevano bruciato in una festa per la ricorrenza della rivoluzione islamica, avevano bruciato un'effigie di Baal, questa divinità fenicio-cananea, siriaca cananea, considerata poi dal mondo islamico una sorta di demone, ma anche forse dal mondo ebraico, non lo so, insomma. L'avevano bruciata per far dispetto a Israele, e il problema è che alcune frange del governo israeliano avevano detto che quella equivaleva a una dichiarazione di guerra. Morale, dopo 15 giorni, 3 settimane, succede veramente la guerra, e alcuni fanno notare che è a cavallo vicino alla festa ebraica del Purim, che dovrebbe essere una festa che appunto concerne il rapporto con l'Iran. Allora, al di là appunto del fatto che credo io personalmente che poi le guerre vengano fatte con un raziocinio diverso, però insomma, che cosa ne pensi di questa curiosa, se l'avevi sentita parlare, cosa ne pensi di questa curiosa sincronicità, ecco, che si è verificata? Io ci metterei anche le gufate di Parenzo, che aveva detto prima di Natale che l'Ayatollah Khamenei era morto e mancò a farla e Parenzo ci becca sempre quando porta sfiga, quindi evidentemente a parte gli scherzi, gli ebrei non pregano, hanno riti, hanno rituali, si sa, hanno questi rituali che da millenni compiono, hanno una forte identità, e quindi può darsi, loro hanno riti, e quindi un fortissimo simbolismo, e può essere una cosa assolutamente molto plausibile, non mi stupisco. Loro sono molto molto attenti a queste cose qua. Non ha fatto, cari amici a casa, la famosa Kabbalah è una cosa insomma che viene dalla religione ebraica. Ci sono dei rabbini ancora oggi in Israele che sono specializzati in Kabbalah, e quindi fate attenzione, insomma, c'è ancora tanto da scoprire. Guardate, il mondo purtroppo, per fortuna, la realtà supera sempre la fantasia. Purtroppo siamo in chiusura. Io volevo chiedo scusa alla regista, la nostra Natalia, che ringraziamo, perché senza lei tutto questo non sarebbe possibile. Volevo solo ricordare agli amici a casa che in mezzo a sta guerra abbiamo una piccola guerricciola anche a casa nostra, che è un referendum che si tratta di 19 giorni, che va a riformare in profondità la magistratura. Si vota domenica 22 e lunedì 23 dalle 7 alle 15, domenica l'intera giornata, lunedì dalle 7 alle 15. Mi raccomando, andate a votare. E votate sì, visto che avevo messo a Milano tappezzata di no, perché chi va al mare, Federico, chi va al mare è a rischio di droni che bombardano le spiagge, perciò tutti quanti a votare, state al sicuro nei seggi, a votare sì. Ecco, c'è stato anche Salda Vinci che ha vinto Sanremo. C'è stato Salda Vinci che ha vinto perché appunto anche lui ha espresso il sì, perciò tutti quanti a votare il 22 e il 23 marzo sì al referendum, capito? Ecco, prego. Sì, io sono d'accordo, io sono assolutamente d'accordo, sì al referendum, anch'io assolutamente, e poi se uno vuole andare al mare a fine marzo, secondo me nel senso veramente inqualificabile.
cioè forse a giugno, ma vabbè. Quindi sì, nemmeno a assolutamente. Mondello, anche se so che Di Matteo ha detto che in Sicilia andranno tutti a votare sì perché i mafiosi votano tutti sì. Io non sapevo di essere un mafioso, ma andrò comunque a votare. Forse la mafia è un'altra, ecco. Mi fermo qua perché poi se non mi vengono a prendere con l'elicottero della finanza e mi portano in carcere. Va bene, dai, con questo vi ringrazio per la vostra partecipazione. Fate la chiusura, dai, a voi la chiusura, prego. Vai Marco. Vado io? Allora, un grazie a tutti i cari ascoltatori, a Federico lo Sparacazzate, al grande vecchio prossimo Presidente della Repubblica, Magnetta for President, ricordiamocelo tutti, questo è l'unico voto che conta, sarà il nostro Ayatollah Magnetta alla guida della Repubblica Italiana. Grazie mille a Natalia, grazie mille a tutti voi e buona prosecuzione con la programmazione di Radio Libertà. Ciao. Buona serata a tutti, grazie Marco, grazie Natale, grazie Mimmo. Restate qua, ciao. Avete ascoltato